È fuggito dallo studio legale approfittando del caos, quando l'avvocatessa ferita è uscita gridando. Lui invece è andato a casa, in via Perezia, a Basalghelle di Mansuè. Ha incontrato per qualche istante il fratello, poi è salito nel sottotetto e qui si è tolto la vita. Giuseppe Silvestrini, 53 anni infermiere, era esasperato, una vita difficile. Nel 2021 la casa di famiglia era andata a fuoco, 2 mesi fa aveva perso il padre. Era lui, il 53enne, che si occupava dei due fratelli. Tutti vivevano in una casa prefabbricata accanto a quella andata a fuoco e quasi completamente distrutta. Lui ha fatto tutto in silenzio, come tutto. Non, Quando è venuto qua l'ha visto? Quando è tornato a casa oggi? sì, aveva solo risposto male questa ultima pressione che volevano acquistare la terra, qua vogliono acquistare la terra dai confinanti qua. Una tragedia che si è consumata all'interno di un quadro familiare complicato, a far traboccare l'ultima goccia, forse, la vendita di alcuni terreni agricoli. Il peso di tutto questo lo ha fatto crollare a trovare il corpo di Giuseppe, il fratello Renato. Quando mi sono accorto era troppo tardi, mi sono accorto, sono stato malissimo. L'arrivo dei carabinieri nel casolare e l'epilogo di un dramma doppio, quello di Mary Zorz aggredita e di Giuseppe Silvestrini che non ha più retto a tante pressioni. Un'aggressione premeditata perché il 53enne aveva con sé il coltello, un piano forse che lui aveva già pensato.